E iniziamo subito con il primo servizio, perché non tutti forse sapranno le tutele relative ai prati stabili. Dunque non si possono utilizzare con un fine diverso, con una diversa destinazione, si rischia di incappare in pesanti sanzioni anche dall'Unione Europea, ma ci possono essere dei vantaggi, delle tutele particolari per chi li garantisce e non li tocca. Andiamo a parlare con Roberto Pizzuti, presidente del WWF regionale, nello specifico di questo tema. Ci siamo recati al Parco del Cormor perché purtroppo la mostra in castello ha avuto delle problematiche con cortocircuito, dunque non potevamo visitarla, ahimè. Per chi l'ha vista, insomma, è stato anche fortunato. Parliamo anche della legge regionale 9 del 2005 che garantisce questo ambito. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo contributo. Ci troviamo al Parco del Cormor, dove peraltro sono presenti in una discreta quantità i prati stabili che sono protetti da legge regionale 9 del 2005, dunque non possono modificare la propria destinazione. Esattamente, purtroppo questo non vale per tutto il territorio, ma in buona parte esiste questa tutela. È una cosa importante sapere, poco conosciuta ancora, che le superfici prative stabili, ossia quelle che non sono mai state distrutte precedentemente da arature o altri interventi, hanno questa tutela per salvaguardare la grande biodiversità esclusiva del Friuli. Quindi ci sono piante esclusive che vivono in questi prati che non li troviamo in altre regioni, in altre parti del mondo, e così anche tanti animali. Quindi con grande sforzo già nel 2005 la regione ha fatto questa norma, che purtroppo ha subito nel tempo delle modifiche che l'hanno un po' resa tenue per certe superfici, per certi territori. Quindi la nostra richiesta è riportare il valore di tutela su tutto il territorio di pianura, quantomeno come all'inizio, e possibilmente anche estenderlo al territorio di montagna. Si rischia di incorrere in sanzioni qualora il terreno venisse toccato, sfruttato per colture anche a livello europeo? Esattamente, sono diversi migliaia di euro di sanzione a ettaro, e in più bisogna anche ripristinare lo stato dei luoghi precedente, con un'operazione molto difficile, praticamente impossibile, ma certamente che deve essere effettuata da chi effettua questo danno. Per cui bene saperlo, cerchiamo di divulgarlo il più possibile. I prati stabili sono tutelati e bisogna salvaguardarli. Lei è intervenuto quest'estate in maniera molto dura nei confronti di un caso specifico a Pasian di Prato. C'è la questione dell'aeroporto di Campoformido, che è all'interno di un sito di importanza comunitaria, dove c'è una discreta superficie salvaguardata per effetto di vincoli militari, non certo per la buona volontà degli amministratori dei tempi passati, salvo per fortuna essere intervenuta una norma di carattere europeo che tutela i siti di importanza comunitaria. L'asfaltatura di una parte di questi prati, pari a quasi 3 ettari, sarebbe un grave danno sia per la biodiversità della nostra regione che per le casse di chi fa l'intervento, che verrà accusato e verrà condannato a pagare il ripristino per effetto appunto delle normative europee. Ma ci sono anche dei contributi per la tutela che la regione mette in campo? Esattamente, ci sono dei contributi che derivano dal piano di sviluppo rurale e anche dalla norma specifica 9-2005, e bisogna fare richiesta alla provincia di appartenenza del Prato. E adesso, cari telespettatori, quando andrete a correre al Parco del Cormor saprete identificare anche i prati stabili, che d'inverno sono quelli color ocra.